della Serie A, 21esima giornata, Palacercola, ore 20, si gioca Sandro Abate Color Max Pescara. Partiamo e allora 20 ad andare indietro. Punu difende il pallone, lo cede dietro a Leandro, poi il tocco a sinistra, si fa vedere, perde palle, allora Fanteselle viene subito avanti, Fanteselle supera il portiere, Fanteselle, palo 19:37, 23 secondi per infiammare questo incontro. Gianluca riceve da Vittormello, lo scambio tra i due, Vittormello si fa vedere Abate, il tocco lungo per Gianluca si allarga, conclusione ribattuta, colpo di testa vincente di André Fanteselle. Cacà che riceve, Cacà prova ad allargarsi, carica il tiro in diagonale con un piede, rovesciata di Bebetigno. Andiamo a vedere. Fanteselle finta, Vittormello calcia di prima, rasoterra deviato con un ginocchio dal portiere Mazzocchetti, poi ancora Vittormello che recupera, Cacà supera il portiere, termina giù. Staremo a vedere la decisione dell'arbitro e per l'arbitro il fallo lo ha commesso il portiere. Il pivot brasiliano numero 14 Sandro Abate deve realizzarla ed è così, potente. Molitierno, lancio lungo a cercare Fanteselle, stop di petto, tocco, palo, secondo palo di Fanteselle, Parra la conclusione e rasoterra trova l'angolino alla destra. Misael attaccato da Fanteselle, lo supera ancora Misael, c'è il fallo netto di Bebetigno e c'è cartellino giallo. Misael, il tacco Coco, la conclusione trova l'angolino alla sinistra della porta difesa da Molitierno. Misael supera Fanteselle, Misael supera Bebetigno, Dall'Onder solo, palo di Dall'Onder, Vittormello, dalla distanza, un siluro, Cacà si gira e tira ancora, grande. 10 in pagella, Piero Mazzocchetti, 10 in pagella, te lo do adesso, grande quanto una casa per Mazzocchetti che invece stavolta viene trafitto da Cacà. Si riparte con il secondo tempo di Sandro Abate Color Max Pescara. Bebetigno, Cacà, recupera Coco, 2 contro 1, Dall'Onder, rasoterra in diagonale per il 5-3. Occasione per gli ospiti, già battuta Leandro e stavolta segna. Tra le proteste dei padroni di casa che si erano fermati c'è il gol di Leandro, le proteste ora di Fanteselle e l'ammonizione per Fanteselle. 5-4 il parziale, Misael dell'Under, ancora una ribattuta sotto misura, una rovesciata di testa, Vittormello allontana ancora e poi c'è il gol di Coco. Fanteselle, Fabiano Assaldi in mezzo alla deviazione e la deviazione dicono che è gol, i calcettisti della Sandro Abate. Bebetigno dice gol, ma se non è gol c'è stato un altro miracolo. Finisce 5-5.